Due ritirati sono Capuzzi e Cinzia, restano in 7 e 4 in prima fila. Bob Digan, Blera, Cocktail Bar, Castellanzam Sa. Questa è la prima fila. Bellatrix Font, Biglan, Casanova Adri in seconda. Partenza che vede Castellanzas velocissimo all'esterno superare Blera che parte bene, sbaglia invece Casanova Adri Numero 9, e Casanova viene Adri, squalificato, quindi squalificato. quello che poteva essere il terzo incomodo è subito squalificato, e così in vantaggio Castellanzas su Blera, terza posizione per Cocktail Bar, gli altri leggermente più discosti cappeggiati da Bob Digan, mentre all'esterno c'è Biglan. 400 iniziali completati in 29,9. In vantaggio Castellanzam Sa, seconda posizione per Blera. All'esterno ora muove gradualmente Cocktail Bar per anticipare la progressione di Biglan e se ne vanno i 600. 45,7. Cavalli davanti alle tribune. Schema tattico che non cambia, in vantaggio c'è Castellanzam Sa su Blera Cocktail Bar, quindi Bob Digan e Biglan. In coda segue Bellatrix Font. 1 minuto e 5 decimi per gli 800. Cocktail Bar cerca di avvicinare la battistrada dopo 1 chilometro in 1,15 e mezzo. E ora sopravanza Blera a 500 dal palo, prova a seguirla anche Biglan. 400 all'arrivo con Castellanzam Sa in vantaggio su Cocktail Bar, mentre Blera cerca di difendere la terza posizione. Ha spostato anche Bob Digan intanto in schiena a Biglan. A centropista prova Bellatrix Font, retta d'arrivo con Castellanzam Sa in vantaggio, ma ci prova Cocktail Bar nel finale. Cocktail Bar va sull'avversario per impegnarlo strenuamente, ma vince ancora sul traguardo Castellanzam Sa nei confronti di Cocktail Bar. 1,14,9, 30 e mezzo a chiudere dopo un 29,4 di là. E arrivo un po' così, un pochino fermi tutti e due, ma guadagna terreno Cocktail Bar, vince, si salva comunque la battistrada. Castellanzam Sa, Max Castaldo in sediolo e al training, la scuderia di Attilio Savi, mentre per il terzo è ancora il numero 8 Biglan che ha ragione di Bellatrix Font.